Sono 21 e saranno ospitati in famiglie del Tigullio sino al 27 agosto prossimo. Sono i bambini e ragazzi ucraini accolti anche quest'anno nel nostro territorio in uno scambio che si rinnova da quasi 20 anni. Ad organizzare il soggiorno estivo è l'associazione La Baia delle Favole, che porta avanti una tradizione avviata dal compianto Don Michele Costa nell'immediatezza del disastro nucleare di Chernobyl. A tutt'oggi il periodo di vacanza nei comuni del comprensorio rappresenta, oltre che uno scambio umano e culturale importante, un'occasione di integrazione e di benessere. Vengono dalla regione di Poltava e dalle province limitrofe e sono 21. Poltava è una città che ha circa 350 km a est di Kiev, dalla capitale. Il comune capofila nell'accoglienza è Sestri Levante, dove i giovani ospiti possono ogni giorno frequentare i centri estivi comunali insieme ai bambini della città, giornate di mare, gite e giochi. Al termine di ogni giornata rientro in famiglia, che non esaurisce però l'agenda degli appuntamenti. La collaborazione stretta tra istituzioni e mondo del volontariato rende possibile e piacevole la vacanza per i bambini ucraini. È stato organizzato mediante la collaborazione, principale del comune di Sestri Levante. Però ci aiutano tantissimo anche le parrocchie, gli enti privati, commercianti, artigiani. Diciamo che dobbiamo dire un grazie grande, grande, grande a tutti coloro che ci aiutano in questa opera di solidarietà e di accoglienza. E principalmente, dopo Sestri Levante, le famiglie che ospitano i bambini.